con l'apertura del nuovo grande polo natatorio a Rovigo. Finalmente il nuoto per i più piccoli ha conosciuto una nuova era. Parliamo dei corsi per Paperini, anticamera dei futuri corsi di scuola nuoto. Dall'anno scorso siamo partiti con un nuovo progetto qua nella piscina della Rodigium e abbiamo iniziato con i nuovi turni dei Paperini dei 3-5 anni. Abbiamo inserito questo nuovo progetto proprio per venire incontro un po' alle esigenze della città e per iniziare una nuova versione del nuoto nella città di Rovigo. Gli istruttori sono stati organizzati in un modo nuovo rispetto al passato, anche perché per la prima volta, appunto come dicevo, col discorso della vasca piccola, hanno avuto la possibilità di svolgere un particolare, tirocinio o comunque sia un nuovo modo di insegnare in cui utilizziamo il gioco come forma di insegnamento. Il bambino nel momento in cui viene messo in condizioni di imparare a nuotare lo impara in modo completamente nuovo e comunque ha la possibilità di essere finalmente ambientato in acqua senza più paura. Abbiamo notato che il bambino da lì impara da solo senza sforzarlo e quando passerà in futuro nella vasca più alta praticamente lui è già ambientato, da solo prosegue, quindi abbiamo visto un cambiamento notevole nel fatto dei passaggi successivi. Gli istruttori sono gli artefici dei progressi che i più piccoli compiono in acqua. Poco importa la tecnica a quest'età, ciò che conta è il rapporto che i bambini instaurano con l'acqua e quando la dimestichezza in vasca piccola ha raggiunto un buon livello avviene il passaggio in vasca grande. Guardiamo che il bambino sia proprio tranquillo, più che abbia una tecnica proprio perfetta, che lui in acqua stia bene senza nessun problema, sia in una posizione prona che supina, in modo qualsiasi movimento che faccia lo faccia in modo tranquillo e naturale, sereno. I bambini arrivano con un'età eterogenea, dipende dal percorso che hanno fatto inizialmente. Ci sono bambini che sono partiti a 3 anni con tutto il lavoro propedeutico aschino, per cui arrivano anche a 5-6 anni in acqua alta. Più il lavoro precedente è stato fatto a partire da un'età inferiore, più l'apprendimento acquatico è rilassato, è ambientato meglio il bambino in acqua. Abbiamo delle bellissime fotografie di bambini piccoli, quindi 3 anni, in cui svolgono capriole sott'acqua con gli occhi aperti, con la bocca completamente spalancata e tutto questo in maniera completamente rilassata. E questo è il primo passo per imparare a nuotare, questo è il primo passo. E da qui nascerà la scuola nuoto nuova, la scuola nuoto di Rovigo, con un bagaglio base, con delle fondamenta completamente ristrutturate rispetto al passato. Ed i momenti per verificare il buon operato sono le giornate dei brevetti a fine gennaio e a fine giugno. Qui cerchiamo di radunare tutti i bambini che riescono a fare per vari livelli, riescono a fare una vasca a stile libero, una vasca a dorso, a seconda del livello li raggruppiamo e anche a seconda della fascia di età. E abbiamo avuto un bellissimo riscontro sia a quelli di giugno dell'anno scorso che a questi di gennaio di quest'anno, in cui l'utenza era veramente contenta, abbiamo avuto tantissima gente che ha partecipato a questa festa e abbiamo avuto anche noi come dirigenza la possibilità di valutare un po' anche il nostro operato e l'operato degli istruttori e siamo molto contenti per come stanno andando le cose.